doloro, do. Doloro, 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 do. Doloro, doloro, do. Porto aí, zoai. Cabeça ledinda, porto aí, zoai. Doloro, do. E senti, e questo Gesù ti soddisfa? Molto. Scatenerà varie discussioni la scelta così fisicamente particolare. Ma forse discussioni a priori, ma non penso a posteriori, perché se fosse stata una scelta di provocazione non l'avrei fatta, anzi proprio perché non mi interessa la provocazione. Al contrario, è una scelta che sta dentro lo spirito del Vangelo o di una lettura assolutamente che trova rispondenza nel Vangelo, e cioè quella di un Messia che non ha beltà che possa suscitare compiacimento ai nostri occhi, come dice Isaia nella sua profezia, che è l'unico passo dell'intero Vangelo, compreso il Nuovo e l'Antico Testamento, in cui c'è una descrizione di Gesù, e di Gesù si dice che non ha beltà e che quindi non verrà riconosciuto, e che come un agnello muto verrà condotto al macello, lui caricandosi di tutti i nostri peccati, eccetera eccetera. Ma oltre a questo c'è comunque un richiamo a qualche cosa che è interiore e che non appare subito, e che appunto quindi rimanda a qualche altra cosa, forse a quel Dio che soltanto ai puri di cuore è dato di vedere. C'è quella macchina da presa lì che non riesce a fare niente da mezz'ora, perché Antonio mi dice che ci sono sempre persone non in costume in campo. Giovanni a un certo punto Ha cambiato idea. A discapito del mio compaesano ha cambiato idea. Contento, non potevo dirle di no, abbiamo accettato, via. Speriamo che sia contento anche lui della scelta che ha fatto. Poi. Si prova una sensazione particolare a impersonare Gesù, il figlio di Dio. Cioè, sembra davvero che qualcosa entri in te stesso. Qualcosa di spirituale? Sì. Una bella esperienza, una bella sensazione comunque. Qualcuno dice magari che si fa finta, si fa questo, si fa l'altro, invece in certe scene c'è davvero sofferenza e c'è davvero da soffrire, però lo facciamo volentieri. Tu hai già lavorato con Giovanni, Sì, eri uno dei... abbiamo fatto Arcipelaghi, il film che ha fatto in paese a Ovodda, e poi vabbè una comparsata con Meriu. Questa parte è una delle più difficili, non siamo professionisti per dire, però bene o male ce la caviamo bene, via. Ma tu prima di venire in scena ogni mattina ti concentri oppure vieni così liscio? No, normale. Quando siamo magari sul set incominciamo a concentrarci, via. Un pianto, una lacrima. 2 giorni fa il freddo più che altro. Il freddo soprattutto. Però abbiamo stretto i denti e ce l'abbiamo fatta, sperando sempre che non mi prenda qualche accidente. Però no. Stiamo riuscendo bene, via. Siamo un po' tutti insieme sotto le cuoia. Tutti insieme sotto le cuoia. Carlo, tu sei ladrone. È la seconda volta che lavori con Giovanni anche. Come sta andando questo film? Abbastanza bene. E stare sulla croce? Nessun problema. Nessun problema. Il ruolo che ti ha dato ti piace? Beh, quello adatta a me. Quello adatto. È adatto perché? Mi piace fare queste cose. Il cattivo. Però non ho ancora capito se sei ladrone buono o ladrone cattivo. Ladrone cattivo. Ladrone cattivo? C'è la faccia da cattivo. Oh! Su Castello il weekend è 2-0 sul botto di Juventus! Facendo le comparse voi? Sì. Le scomparse. Perché non lo volete più fare? Perché ci annoiamo. Vi annoiate? Sì. Ci danno fastidio queste cose. Vi danno? Come? Ci danno fastidio queste cose. E poi le dobbiamo ripetere 100 volte. Con la ciocca dei capelli. Va bene. E le scene più belle? Quando mettono in croce gli altri. No, sono tutte belle le scene. No, è bello, dai. Telecamere, anche questi sì, sono pesanti, molto pesanti.
io sono tutto un livido qua, no? Però belle, bellissime. La cosa interessante è questa, che sono delle camere con le quali si può fare il cinemascope, no? Cioè che valgono per il grande schermo, usate tutte con macchina a mano. Adesso tutti quanti guardate la valle. Entri in campo. Adesso, sì, adesso attenzione che sto avanzando. Adesso rigirate. Non dico che è il futuro del cinema, però attualmente sì, è la camera più utilizzata nel cinema invece che della 35, cioè sostituisce la pellicola in tutto e per tutto. Girare, che ne so, un giorno in pellicola costa veramente tanto. Le reti ti danno la qualità più o meno della pellicola e poi però ti danno anche questa possibilità di poter girare molto. Non solo i primi piani, ma anche i totali, i totali, i campi lunghi, risulteranno così un po' oscillanti. E questo è un'altra delle cose incerte, un po' sì, di esito ancora un po' da verificare, ma che a me sembra molto interessante. Tu vedi questa montagna in campo lunghissimo che si muove un po', che ondeggia, ti dà un effetto di destabilizzazione, di, non so, come di inquietudine stranissima, che può essere, che è bella. Ci ha segnato Madri. Dai, una foto tutti dietro!